arrivati quasi alla fine del nostro evento, che spero ovviamente vi sia piaciuto ed è stato gradito a voi. E proprio per iniziare dai ringraziamenti, quelli tra virgolette quelli un po' più doverosi, ma nel frattempo fatti col cuore, voglio iniziare proprio dal nostro gruppo folk Vecchia Ionia, che è stato iniziato consegnabili da parte di tutti. Questa persona è l'autore della traslazione in lingua siciliana della tragicommedia in 5 atti di William Shakespeare, Tanto scruscio pinnenti, Alessio Patti. In lingua siciliana a livello teatrale. E quindi non posso non nominare, tu penso che sei d'accordo con me, i nostri Francesca Ferro e Mario Pinato. Che non hanno bisogno di nessuna presentazione. Però le cose dette sono dette, quelle non dette rimangono non dette, quindi ho un piacere enorme di ripresentarvi la bellissima Francesca Ferro, quindi la nostra maestra di teatro, regista, e il nostro maestro Mario Pinato, anche lui attore di grande. Molto brevemente, io sono onorato di essere nella prefazione del libro. Bravo. Che ha traslato, perché è la prima volta nella mia vita di avere l'onore di essere nella prefazione di un libro, e quindi ho fatto altre opere in siciliano. Una ho avuto il piacere di metterla in scena con un po' di controversie, però diciamo che è stata un successo, perché è stata in scena anche al Teatro Brancati per più di 15 giorni con grande clamore, farà anche altri giorni di tournée fuori, quindi diciamo che è stata un successo per tutti, soprattutto per Alessio, perché è stata una cosa di telepatia. Io volevo mettere in scena un Romeo e Giulietta in siciliano e tu mi hai mandato il testo in siciliano. Mi ho detto: perché non provi a leggerlo, vedi cosa ne... E io, siccome stavo per iniziare proprio a tradurlo, e tu mi hai mandato la tua traslazione di cui mi sono innamorata. Quindi spero che lui continui con questo suo lavoro, perché è un lavoro che arricchisce assolutamente la nostra letteratura. Grazie a lei. Ovviamente chiamo la bellissima Patrizia Leonti qui vicino a noi, perché lei è l'esempio vivente: quando le istituzioni vogliono, possono. La nostra assessore, nonché vice sindaco, ha dato sempre conferma che quando si vuole quella cosa si può fare, quindi noi diciamo sempre grazie alla nostra bellissima assessore, veramente, nonché vice sindaco. E le lascio la parola, nel frattempo io vado. Certo, no, assolutamente solo per ringraziarvi, nulla di straordinario, semplicemente l'ordinarietà di ciò che un discreto, appena discreto amministratore ha il dovere di fare. Ormai l'associazione Sicilia Core Mio è di casa qui, e io ancora una volta colgo l'occasione per ringraziarvi, perché senza di voi, senza la bellezza dell'arte, peraltro declamata nella nostra lingua, questa splendida sala, questo palazzo non avrebbero ragione d'essere. Tra l'altro ci troviamo nel Palazzo di Città, questa è la casa dei cittadini, che quindi appartiene a ciascuno di voi.
come amministratore sono veramente fiera di poterla riempire di così tanto talento e quindi davvero grazie infinitamente al maestro Alessio Patti, che per l'ennesima volta davvero ci consegna perle preziose. Peraltro ho il talentuoso attore Mario Pinato che muore di fame, lo accennava poc'anzi, quindi io andrò a stringere e grazie davvero, ne approfitto, ho citato Mario Pinato, ma Francesca Ferro, ciascuno di voi, la nostra splendida, un'altra perla del nostro territorio, l'associazione Vecchia Ionia, c'è Patrizia, Egidio, ciascuno di voi, grazie, perché davvero se non fosse per voi purtroppo tutti questi maledetti arnesini, e lo dico da figlia di questa generazione, perderemmo purtroppo le nostre radici. E per anche avere l'intelligenza di accogliere ciò che è diverso da noi, la cultura, la religione che è diversa da noi, dobbiamo partire comunque da una presenza a noi stessi, dalla piena conoscenza delle nostre tradizioni, per comprendere che così come ne siamo innamorati noi, è naturale e normale che ciascuno sia innamorato della propria storia. Quindi farci la guerra tra storie, tra tradizioni, tra culture, tra religioni è quanto di più ottuso il genere umano possa sprigionare. Quindi grazie a voi che ci ricordate quanto bello sia fare tesoro delle nostre radici. Avevo detto che sarei stata sintetica, lo sono, basta, grazie. Va bene. Che si sono offerti ancora una volta a declamare opere in lingua siciliana tradotte dal nostro Alessio Patti. Sono in tanti, lo vedete, ma sono tutti quanti, siamo tutti quanti come se fosse un cuore solo. Nel frattempo desidero ringraziare ancora una volta chi poi nel futuro porterà avanti questa serata, quindi sono i fotografi, quindi Mario Guillerno, il videomaker Pino Parisi di Sicilia Corimino,